Quarta corsa dall'Arcoveggio di Bologna, premio Ortona, sono in 7-3 anni al via, non vincitori di 3.000 euro in carriera. Favorito Big Ben Chuck SM con Lorenzo Baldi. 1 Bob Logan, Maurizio Cheli, 2 Bonjour King, BG Manuel Galeazzi, 3 Bramante Cla, Edoardo Baldi, 4 Bagar, Sandro Miraglia, 5 Baltimora dei Mag, Nicola Bortolotti, 6 Big Ben Chuck SM, Lorenzo Baldi, 7 Bruffa e Noel, Emanuele Ossani. Non tocca la Baltimora dei Mag, si ritrae anche Big Ben Chuck SM. Si parte con la velocità da parte di Bagar e di Bramante Cla che vanno in lotta, con Bagar che insiste all'attacco di Bramante Cla, il quale prova a difendere i birilli. Passa però Bagar nei confronti dell'avversario. Scende alla corda Bagar nei confronti di Bramante Cla mentre sbaglia Bonjour King BG, lasciando così allo scoperto Big Ben Chuck SM 14,6 numero 2 primi Bonjour 200 King metri. BG squalificato. In vantaggio Bagar nei confronti di Bramante Cla, risale all'esterno Big Ben Chuck SM che ora a lato di Bob Logan, il quale precede Bruffa e Noil alla retroguardia Baltimora dei Mag. 30,5 i primi 400 metri di corsa, insiste all'esterno Big Ben Chuck SM che si porta a lato di Bramante Cla. In testa c'è sempre Bagar che viene al passaggio davanti alle tribune in vantaggio, un paletto comodo in 16,4 per la curva di sinistra. Bagar in vantaggio nei confronti di Bramante Cla lungo la corda di Big Ben Chuck SM al largo, poi Bob Logan, Bruffa e Noil, Baltimora dei Mag. Paletto davanti alle tribune in 15,5. Bagar leader nei confronti di Bramante Cla, all'esterno sempre Big Ben Chuck SM, poi Bob Logan, Bruffa e Noil e Baltimora dei Mag. Non cambia nulla quando siamo al chilometro, passato in 1,18,1 da Bagar che vede profilarsi ora minacciosa all'esterno la sagoma da parte di Big Ben Chuck SM che con un solo parziale tende già a passare nei confronti di Bagar. È passato in 100 metri Big Ben Chuck SM, se la deve vedere ora con Bramante Cla che sposta dalla corda e passa Bagar e prova a portarsi sul leader, il quale però continua ad allungare, ha guadagnato 2 lunghezze nei confronti del resto del gruppo. Bramante Cla nella sua scia, poi Bob Logan e Bruffa e Noil, l'ultima curva passata in 15,4, Big Ben Chuck SM che viene in retta arriva in vantaggio, inseguito da Bramante Cla. Big Ben in vantaggio, ha speso tanto ma ormai è inavvicinabile. Big Ben Chuck SM, Lorenzo Baldi portano a casa il successo nei confronti di Bramante Cla, poi Bob Logan e Bruffa e Noil. 37 la chiusa, 1,17,1 il ragguaglio cronometrico, il successo per Big Ben Chuck SM, Lorenzo Baldi allenatore e guidatore per la proprietà della scuderia Fami. Il successo del 3 anni da Cices Ciachiti che porta a casa la vittoria in percorso esterno, gira tutta strada di fuori a Bagar, la mette in difficoltà e passa sulla dritta opposta alle tribune, viene a staccare poi nel finale al secondo è Bramante Cla a precedere Bob Logan 6-3-1, l'ordine d'arrivo molto probabile della quarta corsa all'Arcoveggio di Bologna.